Ora sì. Ok. Vai. Allora, non sappiamo come è combinato il tracciato, che c'è stato l'incendio. Minchia, si staccò una pietra. Vai. Sì, sì, è senza praticamente vegetazione. Vai. Aspetta un secondo, la sella che si muove. Sono incastrato. Di colpo.
Madonna, qua è tutto bruciato. Qua io c'ero con i rene, c'era pieno di cespugli. Non ci fu la gara. Oh, aspetta il telefono. Cazzo è? Pronto? Signor Rubino? Sì. Salvo 70.3 per la ruota della sua bicicletta. Ah sì. Una cosa, ma manca un pezzo in questa... un bullone che tiene fermo il pacco pignoni. Infatti è quello che pensavo io. Ma l'ha smontata qualcuno questa ruota? No, allora mi è arrivata a me che io ho preso la bici usata su internet e il tizio che me l'ha spedita mi aveva detto che c'era tutto, non mancava niente. Invece quando mi è arrivata mancava sta cosa. Perché proprio manca il bullone che tiene attaccato il pacco pignone allo spinotto. Sì, infatti è quello che pensavo io allora. Il problema è che bisogna cambiare tutto il mozzo. Mamma O mia. se no bisogna trovare un torniere che faccia questa Modifico. E il mozzo quanto verrebbe a costare? non lo so, si deve andare a vedere perché è un mozzo, si andrà a cercare l'azienda che fa, ma consiglio un mozzo sono sempre intorno a 200 euro più o meno. Mamma mia. Perché lì proprio manca un pezzo. Non l'hanno smontato. Perché proprio manca il pezzo che regge tutto. Tra l'altro è attaccato alla forza della ruota. Sì, infatti. Per particolare, dall'altro lato c'è, manca dal lato esterno c'è. Sì, manca solo la ghiera, diciamo, di serraggio del pacco pignoni, diciamo. No, il pacco pignone si può serrare perché è serrato, l'hanno smontato, era già serrato. È libero perché manca questo dato di qua. E non si può adattare qualcos'altro? No, perché praticamente è un nodo particolare, non è come quello delle bici normali. Per bici per questa ruota di qua. Cosa mi c'è il meccanico, si può andare al torniere e vedere se lo fa, se riesce a farlo uguale. Va bene. No, naturalmente questo me lo deve dire lei, non so che spesa ci sia. Vabbè, voi potete sapere più o meno che spesa c'è e casomai vediamo. Io non ho idea, non ne capisco niente di torneria. No, vabbè, questo lo deve costruire a tutti gli effetti, quindi lo deve costruire. Ho capito. Non ho idea quanto può costare. Lo posso chiedere e le faccio sapere. Va bene, ok. Va bene. Ok, la ringrazio, arrivederci. Era per la ruota, compà. Praticamente il pezzo lo fa il torniere o si deve cambiare il mozzo? Minchia, è un casino. Lo sto registrando. È la chiave di serraggio, è la ghiera. Sì. C'era. No, manca. Ed è quella là. Sì, ma è proprio un pezzo, dice la ghiera io l'ho serrata. Ma manca sto pezzo, dice che fa parte del mozzo. Dice ora posso vedere se il torniere me lo fa uguale. E ti faccio sapere quanto costa, altrimenti l'unica è cambiare il mozzo. Che ha rottura di palo, minchia 200 euro il mozzo. 200 euro, ma è scemo! No, tanto vale che compro la ruota nuova. Ma scusa, ma il mozzo? Quanto puoi spendere? 30 euro massimo? Ti compri quello di oro, cioè puoi mettere la via di lì. Sì, è l'unico. Boh, vaffanculo, minchia tutte a me, porco demonio. Porca troia. Sì, lui dice che c'era tutto, un minchia. Pezzo di merda. Non gliene fregava niente perché lui saliva con la meccanizzata, capito? Per questo non mi ha detto niente. Minchia, che cazzo è sta cosa? Palle.
Dice Gesù cavolo. Comunque questo è più fattibile, che è pulito. Sì, qua è grazioso. Rispetto alla parte della strada. Ce la fai? Tutti quali sono essi? Ma saranno caduti, sono sti pezzi di qua. Ma io infatti, se tu vedi poi tutti i portici, c'era tipo i due percorsi. Quello prima sempre a sinistra, è tutto chiuso dalle cose. Ci ho messo io. Questi di qua c'erano, io li ho tutti, ho levato. Però da come riesci a... Si vede che l'ha fatto nudo però il volo dell'aquila allora. Esatto. Stai distando questo? Sì. Così fa vedere pure che ci va a tenere. Esatto. E vabbè dai, alla fine dico ci giriamo tutti quindi. Io addirittura te l'ho detto, salirei col rastrello a Pizzo Manolfo e pulirei un po' il tracciato e fa veramente schifo. Manolfo però... Amore, ci devi salire a piedi. È un bordello. È un problema. Io pure. Ma io perdo il davanti. Cosa? Minchia che palle. Vabbè è tutto bruciato, si dovrebbe togliere subito. Sì infatti è leggero. Spostalo di qua un po'. Così. Minchia quasi aver distrutto tutto. È tutto bruciato. E vabbè ragazzi, sto giro così. Stiamo facendo manutenzione. No, aspetta così compa. Pure perché sono stato. A posto. Aspetta, ti do proprio percorso. Minchia casino, quasi bruciato tutto di brutto. Che sembra tipo una zona vulcanica. Così. E là pure. Vabbè ne troveremo altri compa. Però togliendoli ora, la prossima volta non ci sono. Non l'ho fatto molto in pratica ancora. Sì, mi sa di no. Oppure tagliamolo da qua. Che qua c'è il taglio, ti ricordo. Oh, ma sicuro? Non fa. Boh. Merda. Quando sono venuto. È una mano. Tutte le pigne. Ciao E tra un po' arriveremo alle pedane. Vediamo come sono combinate. In teoria. Che palle, qua c'è. Vediamo come sono combinate le pedane. Allora. Dove minchia sto andando? Minchia, senza il sentiero non sto capendo un cazzo. Gesù. Allora, da qua. Aspetta, dove cazzo era? Da qua era, compa. Minchia, non manco si vede più la strada. Mamma mia che... Te vai la rampa! Esatto, dai, questo era il primo, era. Questo era il primo ed è finita. Questo
non c'è più. Quello leggerissimo era questo. Sì, quello piccolino, no, più avanti c'è l'altro, ma a questo punto brucio pure. Avevamo detto che era appunto tutto scassato. Sì, guarda dove è l'altro. Questo è qua la Necariotica. Sì, sì. Minchia, proprio dentro, se va solo da là. Peccato. In casa si devono andare a fare di nuovo tutte le cose. Ma sto buco c'era, non me lo ricordo. Ah sì, di là è lo sta. Vai da qua, questo è un levato, ma non so lì. Cosa? Vai da qua. Sì, sì. Mica, questi qua si dovrebbe levare, ma come lì? C'è quello in mezzo alle pale. Dici che è pesante quello. Proviamoci, dai. Devasto tutto. Eh sì. Devasto tutto. Ah, io tipo sti buchi, non me li ricordo, ma c'erano? No. Che cazzo c'entra il fuoco coi buchi? È leggero. Urco! Ancora la faccia, eh? Ricco, ricco. Oh, che ti sta ghisando! Basta. Più o meno. Devi metterlo tutto questo. Sì. Nel video, eh? Ti devo far vedere quanto cazzo è distrutto. Anche questo. A quella che è scippato, eh? Non vedi niente, no? Aspetta. Ok. Almeno dai la scendere. Insomma ci vorrà tempo per riprendere questo percorso. Che è finito. Mi dispiace un casino bastante. Che poi giustamente anche a salire qua, a fare le rampe, ci vuole pure tempo. È finito tutto. E vabbè. Vabbè, la petana quella grossa, come sul menato. Ma sarà scomparsa completamente. Era qua, un po'. E infatti. Era qua, non c'è più. Che proprio è svanita. Era qua. Sì, sì. Non è rimasta proprio traccia, tipo solo col pezzo. No, quelli. Gli alberi là, madonna mia. Che devastazione. Si fa veramente Pena. proprio. Peccato. Anche la rigogliosa prima. Questo è rimasto. Allora. Qua no. Siamo così questi da più, padroni. Sì, è tutto. Vabbè, l'altro pezzo non credo sia cambiato molto. Vabbè, io ci ho perso pure la mano, che dopo quasi un mese che non scendo. Qua è tutto pieno di questa cosa.
che si confonde questo, eh? Sì, sì. Ah, tu hai girato da qua? È sbagliato, infatti mi stai venendo da. Invece da qua. Sì, perché in effetti sto punto non è che è tanto visibile. Compa, è un po' diverso, tutto è cambiato. Sì, perché tu ti adeguavi con i cespugli. Cosa? Con i cespugli riuscivi a riconoscere le strade. Ah, il colpo di pedale. Faccio come io però. Sto fermo. Porca troia. Che vai? Minchia, ma io ci ho perso la mano, eh? Che un mese fermo si fa sentire. No. Sto andando fuori. Dove cazzo è? Sì, perché non c'è proprio la traccia del sentiero. Aspetta, facciamo una terra. Bottiglie, c'è tutto. Vai. La cazzella stava qua, si capisce più niente. Cioè, questo era il pezzo quello pieno con i cosi, che non c'è più un cazzo. Che mi filmavo. Oh, poi la fermo. vaffanculo.
Riesci da cavo, aspetta. Allora, l'aquila, nonostante sia devastato, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo provato a sistemarlo un poco, ma Sì. per quello che Adesso potevamo. da là, portici e spuntiamo con te. Allora, visto che è bello comunque. Sì. Cosa? Che fanno male le mani. Qua pure ha preso. Il fuoco, qua pure tipo. Sì, sì. Quindi si vede ora tutto il sentiero. Mamma mia. Sì. Perché fa? Mamma mia differenza. Che ora si vede il precipizio. Minchia che palle. Minchia, qua devo ammettere che ne ha tratto beneficio sto sentiero. Non si vedeva un cazzo. E vabbè, diciamo che l'ultimo pezzo dei portici secondo me è stato un bel. Visto che è bello così. Sì. Tutto pulito. Ma che ne sono?